interessanti, quindi non voglio lasciare del tempo loro per le cose che intendono dire. E questa carta, che rappresenta un altro concetto importantissimo, che non è spread, si dice così, o budget. Queste sono le parole più frequenti oggi. E rappresenta un concetto molto umile, che è quello delle bietole. Ora, in questa carta, come voi vedete, vi sono delle aree linguistiche individuabili attraverso i diversi colori, ma ad ognuna di queste aree corrisponde un termine che non ha solo il requisito di essere differente dagli altri, ma ha il vero requisito di appartenere cronologicamente e stratigraficamente a epoche distinguibili che si sono succedute nel tempo. Quindi nello spazio temporale, il compito del linguista, ma anche del maestro elementare, io dico, deve essere quello di ragionarci sopra e di cercare di capire quali sono i nuclei più arcaici e quali gli strati superiori. E qui si può poi vedere, si può ragionare, ci sono tutta questa, la parte più vasta che vedete con le strisce, è costituita da un latinismo che poi abbiamo scoperto non essere proprio originario, ma lasciamo stare, perché è quasi certo che sia stato mediato da popolazioni settentrionali, ma di questo parleremo tra poco anche con le cose che dirà il professore Matranga. Ma abbiamo anche dei bizantinismi, cioè i bizantini erano popolazioni di lingua greca, naturalmente era un greco diverso dal greco pre-latino, però sempre greco era. E i bizantini portarono la loro parola, che è sechili, nella parte orientale dell'isola, perché è lì che si insediarono prevalentemente. Come vedete, la storia e la lingua si intrecciano continuamente. E questa parola viene fraintesa spesso dai messinesi, dai catanesi, quasi intesa come segale. Ma cosa c'entra la segale con noi? No, è semplicemente una parola greco-bizantina, secla, che vuol dire per l'appunto bietola. E poi gli altri strati. Vedete in giallo tutta la parte araba, la permanenza della parte araba e quindi della forma zarchi, e infine più al centro dell'isola la forma francese antica, che è bletti, blitti, biletti e cose del genere, che è il francese bletti o britti, nel disseno è britti, no, sulle Madonie. Comunque, come vedete, qui abbiamo gli strati che si sovrappongono. Ma come mai tutte queste parole si sono messe d'accordo tra di loro e si sono spartite il territorio? No, semplicemente che queste parole hanno trovato soluzioni di compromesso. La parola più antica è stata via via, lo spazio vitale è stato rosicchiato dalla parola che è arrivata dopo, ma che non ha sommerso completamente il primo stadio, e così via. E poi, come vedete, c'è una situazione ancora
quale sarà il futuro? Probabilmente sarà Pietole. Tra 50 anni si andrà dal fruttivendolo e si chiederà un mazzo di Pietole. E quindi, diciamo, l'italianismo prevarrà probabilmente sugli strati precedenti. Questa cartina ho voluto mostrarvela per primo perché vi dà un quadro riassuntivo in una dimensione, diciamo, visiva attraverso la delimitazione delle aree linguistiche. Se vediamo qualche altra carta successiva, ma sì, allora, una volta stabilito il metodo è questo. Ci sono aree contrapposte, e quindi è abbastanza facile, ma ci vuole molto tempo per stabilire i confini, perché insomma come si fa a fare queste carte? Si va in tutti i posti e si chiede come chiami tu il secchio? E allora poi alla fine si tracciano i confini e questa è la parte impegnativa ma abbastanza semplice. Poi ci si ragiona sopra. Voi mettetevi nelle condizioni di chi deve parlare di queste cose a Custonaci, a Mistretta o a Cefalù. Deve partire dalle competenze locali, da lì deve partire e poi allargare lo sguardo finché è possibile e utile. Come in questo caso, se vado nel trapanese mi dicono, nel trapanese estremo mi dicono Lucardo. Se vado poi più a ovest mi dicono Lucatu o Lucatu. E se poi vado, e se poi vado in questa parte, diranno Sicchio. È evidente che qui abbiamo una innovazione italianeggiante che è Sicchio, ma poi non tanto italianeggiante perché ci sono forme medievali che entrano in Sicilia, come vedremo tra poco, ma la forma Cardu e la forma Cardu sono degli originari grecismi mediati o dal latino o dall'arabo, nell'estremo trapanese, cioè nella zona del Valdericino, del Levicino, procediamo ora più rapidamente. Stesso discorso, come mai troviamo molti arabismi nella parte estrema occidentale, cioè nella provincia di Trapani, ma neanche tutta, come in questo caso il vaso di fiori è la casiria. A Pollina non esiste la casiria, esiste Grasta o Rasta, credo. Ecco. Ma caseria perché? Perché proprio in questi territori gli arabi si sono insediati più profondamente e hanno cominciato da lì poi la loro penetrazione capillare. E quindi anche in questo caso, se il mio maestro si chiamava Ventimiglia, che il mio vecchio maestro Ventimiglia mi avesse detto che la parola grasta è una parola di origine greca e che in fondo ha la stessa origine della parola medica gastrite, e si può spiegare, e che però se poi vai a Erice sentirai casiria. Ma che cos'è? Che c'è? C'è il cacio? No, è semplicemente la parola araba casria che si è insediata in quei territori e ha resistito, anzi, alla parola circostante che è diffusa poi più o meno in tutta la Sicilia. Anche qui, come vedete, abbiamo una opposizione di fasi linguistiche, fasi nel senso cronologico.
possiamo procedere più rapidamente. Ecco, qui abbiamo un caso in cui forse il nesso tra cultura e lingua si fa più palpabile, perché un concetto come la gallina ha fatto l'uovo viene in una zona piccola dell'Agrigentino, della Sicilia meridionale, diciamo intesa alla stregua di un parto. Fità. Che cos'è se non questo? Ed è la permanenza di un antico latinismo in questa zona conservativa, laddove invece dappertutto c'è la frase ovvia e banale fici l'ovo, ma è molto meglio fità, con il che si esprime proprio questa concezione sacrale dell'uovo nella famiglia contadina, che viene quasi considerato alla stregua di un parto, di un bene prezioso. Ma anche qui, al di là delle valutazioni culturali, e tra poco il professore Sottile si fermerà su questo aspetto, l'aspetto linguistico è importante, perché l'antica parola latina è stata sostituita da una formula banale della lingua italiana, poi diciamo tradotta nel dialetto farilovo, ma insomma niente di più. E l'altra carta che dice? Ma forse anche qui abbiamo, sempre in questa zona, c'è una opposizione della latinità arcaica, quindi come voi sapete la Sicilia è stata la prima colonia romana, quindi in Sicilia, a rigor di logica, ecco, e qui parliamo di storia ma anche di lingua, si sarebbe dovuta insediare la latinità più arcaica, quindi la lingua latina così come si parlava nel III secolo a.C., a differenza di altri territori dell'impero romano, dove i romani arrivarono 200-300 anni dopo, portando un latino più moderno, diciamo. In realtà in Sicilia questo avvenne sino a un certo punto, perché il latino penetrò in Sicilia molto lentamente, perché si parlava il greco, perché la Sicilia era molto più civilizzata della Gallia, per esempio, e quindi, però, degli arcaismi latini, come in questo caso, permangono, e laddove il concetto di alzare, di sollevare qualcosa, viene reso con forme non latine come isari, che è issare, in questa piccola zona attorno ad Agrigento rimane l'antica parola latina erigere, ergere poi in italiano. Ma è la parola latina originaria che secondo me rimane in questa zona e che ci consente quindi di individuare un focolaio di arcaicità proprio in questa zona tra Agrigento e Caltanissetta, quantomeno di arcaicità lessicale. Insomma, per me è inimmaginabile che in una classe elementare, media o superiore dell'Agrigentino, dovendo fare storia latina o storia romana, non si parli anche del caso di sollevare o di fitare. Cioè, se non si fa questo, si fa una manualistica becera, insomma, non c'è bisogno di andare a scuola, si prende un libro e si studia. Ma se non si fanno vivere queste cose, è perché il latino penetrò lentamente in Sicilia, perché c'era Archimede in Sicilia, semplicemente. Ecco, ora dobbiamo trovare un aggancio
con la lingua e cultura. Magari andiamo avanti. Che cosa? E che c'entra questo? Ma no, lasciamo stare. Ecco, andiamo, vabbè, vediamo questa carta. Il sedile in muratura. Ecco, qui siamo in piena cultura contadina. Poi mi fermo perché sono stanco. Noi per questo siamo. No, ecco, qui già cominciamo a trovare nessi più intrinseci tra fatti di lingua, fatti di cultura materiale e attraversamenti areali. Guai se voi, occupandovi di questi problemi, focalizzate soltanto le questioni siciliane. Non c'è errore più grande che concentrarsi sulla Sicilia distogliendo lo sguardo da tutto il resto. Perché, insomma, per dirla in breve, se si vuole capire il Mediterraneo tout court, bisogna fare i conti con la Sicilia. Non è una frase, diciamo, campanilistica, stupidaggini. Bisogna fare i conti con la Sicilia, perché attraverso i movimenti che si dipartono dalla Sicilia o attraverso la Sicilia si espandono nel Mediterraneo, capiamo tante cose, cerchiamo di capire una serie di cose. Come in questo caso, la parola araba si diffonde nel Mediterraneo, significa, vabbè, Dukkhan in arabo non significava proprio sedile in muratura, significava una specie di banco del venditore, eccetera, ma insomma cose simili. E questa parola, anche l'importanza degli arabi, si diffonde sia in Sicilia sia nella penisola iberica. Ora sui rapporti tra Sicilia e penisola iberica e mondo arabo ci soffermeremo dopo l'intervallo forse. Però come vedete attraverso questi schizzi che possono avere una loro efficacia, noi vediamo come una parola che viene dall'Oriente persiano probabilmente, che va a finire nell'Africa araba settentrionale, si diffonde poi indipendentemente in Sicilia e in Spagna. In questo caso, in altri casi i movimenti sono più complessi, ma ci ritorneremo. Ma il sedile in muratura è un dato culturale importante, perché è quella struttura in muratura che si affianca alle case di campagna e che ha una sua funzione, non lo so, è così. Vediamo cosa c'è dopo. In questo caso invece la parola araba è solo siciliana, cioè non è finita dalle parti della Catalogna o della Castiglia, è una esclusività siciliana. È la busa, cioè il gambo dell'ampelodesma, che sopravvive ancora non tanto perché le nostre nonne lavorano a maglia, ma perché soprattutto nel trapanese si fa la pasta chiamata busiati, che si fa proprio ravvolgendo la pasta sul gambo, sulla busa. Ecco. E la parola è araba ed è solo siciliana. Come? Busiati. Ah, beh, sì, è una variante morfologica, busa o bus, ma la sostanza non cambia.
Andiamo appresso. Ma io ancora devo parlare, se qui si scocciano. Ma di voi due chi parla prima? Allora, questa carta vi ripropone una situazione ancora diversa, perché noi abbiamo parlato di latinità, abbiamo parlato di influsso arabo. Qui abbiamo entrambi gli influssi, abbiamo la parola latina e abbiamo la parola araba, con cui può essere designato l'albicocca. Infatti, come vedete, nelle parti rosse da occidente a oriente abbiamo la parola latina, che è precocum, quindi pircocu, priccocu, eccetera. Mentre nella parte arancione che vedete attorno a Palermo, per intenderci, abbiamo la parola araba, che è varcocu. Ora, non sono la stessa parola, ma sino a un certo punto, perché pircocu e varcocu appartengono a strati molto distanti. La prima è latina, quindi è penetrata in Sicilia intorno al 200, 100 avanti Cristo, o anche dopo. L'altra parola, varcocu, è araba, solo che la parola araba è la stessa parola latina che nel mondo arabo si è trasformata, è diventata barkuk e poi è arrivata in Sicilia in una nuova veste, in veste araba, si è trasformata. Quindi possiamo dire che dove si dice pircocu, cioè vedete in queste aree rosse, permane la forma latina originaria. Dove si dice varcocu, la forma latina si è trasformata e ha indossato una veste araba. E appartiene. Casi di questo tipo ce ne sono altri e li vedremo, forse sono in successione, vediamo rapidamente. Per esempio Sfincia, che è la sfincia, la frittella dolce, non focaccia, frittella. La frittella dolce è una parola araba che è arrivata sia in Sicilia sia nella penisola iberica, ma la parola originaria è latina, è spongia, spugna, cioè, perché badate, voi lo sapete, me lo insegnate, che i latini in uno dei loro diverticoli militari finirono pure nella zona berbera attuale, nell'Africa settentrionale, e lì portarono la lingua latina, che naturalmente si trasformò sulla base delle lingue che lì si parlavano. Quindi il latino spongia nella lingua dell'Africa settentrionale diventò qualcosa che suona isfange, e poi da qui si trasferì in Sicilia e in Spagna, designando due cose diverse: spugna e sfincia il dolce, la frittella. Forse per la forma porosa. Per la forma spugnosa, certo. E anche l'altro caso che vediamo rimane dello stesso tipo. Anche qui la latinità, pistacium, cioè cose che si pestano, che si triturano, no? Va a finire nella zona berbera e diventa fustuk, e da qui va a finire poi dappertutto, in Sicilia, ma anche in Spagna, in Liguria e dappertutto. Fastuca. Anche questo caso è il caso di un'antica parola latina, pistacium, che si trasforma, diventa araba
e da qui si ripropaga. Queste parole si chiamano cavalli di ritorno nel gergo dei linguisti, è vero? Così si chiamano. Cavalli di ritorno perché sono come quei giannetti che partono e ritornano da dove sono partiti. Tra l'altro anche giannetto è parola araba. Sapete cosa sono i giannetti o ginetti? Sono i cavalli da corsa anticamente cavalcati da guerrieri. Non c'entra niente Gianni, piccolo Gianni. È il nome di una tribù berbera che di guerrieri molto abili a cavallo che poi si diffuse in Occidente. Come in Giulia pure. Come in Giulia, sì, ma poi il discorso delle Giulie lo farà la professoressa Rastiglione più avanti. Confermo che l'università rilascerà il diploma, l'attestato finale soltanto in presenza della frequenza di 7 seminari. 8, sì. Due assenze. Ah, era detto 2? Perché mi è venuto 3? L'importante è che non coincidano tutti i vari corsi. Vediamo. Dunque, io adesso faccio un po' da ponte con la seconda parte attraverso questa carta e poi dopo gli interventi dei professori Vallega e Sottile riprenderò io la parola per concludere. Dunque, qui abbiamo una carta molto bella su cui poi siamo tornati a lavorare negli anni 90, avendo prodotto un volume proprio sui nomi della trottola e sulla descrizione del gioco, anzi la memoria del gioco. Ma questa fu il primo tentativo di ordinare i tipi lessicali che corrispondono a questo giocattolo, che è il giocattolo più importante di tutti i tempi, e che in Sicilia si dispongono anche in quella successione stratigrafica che abbiamo visto finora. Questa carta però, al di là dei valori storico-linguistici, e possiamo vederli benissimo, noi abbiamo dei grecismi, e poi abbiamo tutta una serie di forme che si collocano cronologicamente dopo. La parola che noi conosciamo di più è strummula, che è un grecismo, ma poi arriviamo attraverso una serie di altre forme dialettali disposte in tutta l'isola alla forma francese antica che è tuppettu, che è però di area catanese, quindi siciliano orientale, e che è un chiaro francesismo, che d'altra parte il tuppè che cos'è se non una crocchia ben agghindata. Tuppettu, e poi ci sono altre forme, per esempio c'è la forma bizantina sempre nella Sicilia orientale. Dico, ma al di là di questa rappresentazione che è areale ma è anche stratigrafica, vi è un dato culturale importantissimo che può anche essere rappresentato da altri concetti, moltissimi, infiniti, su cui è bene soffermarsi. Nel volume che stiamo preparando, è già pronto, è in stampa già, ma i volumi sono 2 volumi di 900 pagine l'uno, quindi insomma troverete un capitolo anche su questa questione delle aree linguistiche, delle aree culturali, di cui si è occupato il professore Sottile.
in maniera particolare. Non so che fa, gli diamo la parola? Possiamo dargliela? Prima di dare la parola al professore Sottile, un elemento di informazione. Rispetto a tutte queste forme lessicali che abbiamo visto, il professore vi ha dato delucidazioni riguardo all'etimo più antico, l'etimo mediato, però mi rendo conto che non per tutti è così semplice anche capire come fare ad accedere a questo genere di informazioni etimologiche. Allora, forse è meglio dire che la Sicilia, per nostra fortuna, ma anche per i lunghi studi che sono ormai consolidati, c'è una lunga tradizione dialettologica, ha una serie di repertori cui si può accedere di tipo etimologico. Il più importante è che è curato sempre dal Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, è il VES, cioè il vocabolario etimologico siciliano, di cui in atto abbiamo soltanto un volume parziale, nel senso che sono contenuti alcuni lemmi, i più importanti dal punto di vista della ricostruzione storico-etimologica, che vanno dalla A alla L. Ma è in fase ormai di imminente stampa il secondo volume, che in realtà non sarà un secondo volume perché poi ci sarà un unico volume che raccoglierà dalla A alla Z, cioè sarà l'opera completa, poi credo che sarà così, no, professore, in un unico volume, non ci sarà un secondo, ed è curata dal professor Alberto Barbaro. Lì dentro non si trovano soltanto queste forme di cui abbiamo parlato noi oggi, ma molte altre. Per quanto riguarda gli arabismi invece, abbiamo un testo che è tra i più importanti e che proprio si occupa degli arabismi in Sicilia ed è di Giovan Battista Pellegrini. Anche questo è in 2 volumi ed è un'opera del 72, mentre invece il primo volume del VES è dell'86, credo. Ma altri dati di tipo etimologico si trovano nelle opere più importanti come il